Oggi a Sassari presentiamo una nuova serie di attività tra Sardex e Finsardegna che ha come obiettivo quello di fornire agli iscritti alle due reti un ventaglio di strumenti più ampio che vadano a toccare non solo la capacità produttiva inespressa, che è il compito di Sardex, ma anche la necessità di euro e quindi di fideiussioni e di servizi tipici di Finsardegna. Perché questa idea e perché questo lavorare insieme? Sicuramente sia noi che Finsardegna ci siamo resi conto che operare in maniera separata per un problema come quello della liquidità, che tocca la stragrande maggioranza delle imprese sarde e non solo, ha bisogno di un intervento integrato. Pensare di risolvere piccoli pezzi della problematica della liquidità e dell'avere mezzi finanziari sufficienti in maniera separata non è senz'altro una soluzione vincente. È chiaro che è molto difficile riuscire a mettere insieme storie e atteggiamenti e organizzazioni e strumenti così diversi, ma il fatto di avere una serie di obiettivi e di valori condivisi sicuramente sta agevolando. Siamo a livello sperimentale, nonostante abbiamo iniziato a lavorare insieme da un po' di tempo, ma diciamo che stiamo riuscendo a trovare i punti di attacco veramente promettenti. Oggi a Sassari presentiamo questa serie di iniziative che ci vedranno poi presenti in altre zone della Sardegna e siamo sicuri di riuscire a fornire agli operatori economici che sono in un circuito o nell'altro servizi che saranno molto vantaggiosi e molto utili per aiutarli e sostenerli in periodi così complicati come quelli che stiamo attraversando. Buonasera, sono Andrea Nigra, sono il responsabile commerciale della Nuova Neon di Sassari, un'azienda che da circa 30 anni si occupa di pubblicità per esterni delle aziende, in particolare di insegne e cartellonistica. Siamo entrati in Sardex circa 3 anni fa, con la convinzione credendo nel circuito, credendo nella cooperazione che il circuito ha portato, e fondamentalmente in questi 3 anni la nostra esperienza è stata molto positiva. Grazie al circuito abbiamo avuto contatti con persone in tutta la Sardegna che non avremmo mai contattato altrimenti. Questo ci ha permesso di creare delle sinergie anche con altre aziende, ci permette di realizzare desideri di pubblicità per le aziende che normalmente, se dovessimo parlare di euro, non sarebbero possibili, e questa è una cosa che sicuramente il circuito mette a disposizione. In funzione di questo mi fa piacere parlare di un evento che è capitato circa 2 settimane fa, che è un esempio concreto di come il circuito funziona. In particolare il contatto che è scattato tra noi e un'altra azienda che è la Ceramica Club R sulla possibilità di fare un'insegna normale per gli standard delle insegne importanti, è sfociato poi in un progetto che ha portato la Nuova Neon a creare un'insegna che per la prima volta in Sardegna è stata presentata, un'insegna particolare che prevede un bassissimo consumo con un enorme impatto visivo e che grazie al circuito abbiamo potuto presentare attraverso un aperitivo che ha riunito ancora una volta, dopo tanti altri eventi a cui ho partecipato, tutti gli iscritti e i non che hanno potuto vivere dal vivo un aperitivo e comunque un fatto concreto nato grazie al circuito. Quindi penso che il circuito sia un'importante aggiunta da un punto di vista commerciale per la Nuova Neon e credo fermamente che questi incontri siano una porta che apre un mondo anche a chi fino adesso in Sardex non era entrato per 1000 motivi, una possibilità di avere uno sfogo e di conoscere dal vivo questo progetto con persone che come noi, come la nostra azienda, come la Ceramica Club R e come tanti altri possono dare un contributo anche a chi vuole conoscere da un punto di vista dell'azienda come funziona Sardex e come utilizzarlo. Finsardegna e Sardex mettono a disposizione la propria esperienza
ciascuna per il proprio settore di attività, per creare un valore per le imprese, il valore della cooperazione, del gruppo, che permette di rafforzare le sinergie già esistenti tra le imprese o creare nuove opportunità. Oggi Finsardegna e Sardex, anche attraverso una serie di incontri sul territorio, vogliono far conoscere quelle che sono i propri prodotti. L'associato Finsardegna attraverso questa convenzione può usufruire di agevolazioni per l'ingresso nella rete Sardex che riguardano quindi l'accesso alle opportunità commerciali, la possibilità di interazione con gli altri affiliati della rete Sardex, mentre il socio Sardex può usufruire dei servizi Finsardegna a condizioni agevolate. L'importante di fare rete permette alle imprese soci di Sardex e di Finsardegna di usufruire di nuove opportunità commerciali, di attivarsi attraverso nuovi percorsi anche per quanto riguarda l'offerta creditizia e di poter usufruire dell'esperienza maturata dalla realtà Finsardegna e dalla realtà Sardex sul territorio regionale. Noi crediamo nello sviluppo dell'economia locale e attraverso questi strumenti vogliamo agevolare anche l'ingresso delle imprese nostre affiliate.